Una buona domenica, telespettatrici, telespettatori di TV7, bentrovati ad un nuovo appuntamento con il Sindaco Risponde. Una buona domenica al Sindaco di Padova Sergio Giordani, ospite nei nostri studi. Buona domenica a voi, buongiorno. Che settimana è stata, Sindaco, impegnativa? Noi ci siamo visti martedì, insomma ci ha raccontato come questo sia un periodo particolarmente impegnativo per voi. Sempre impegnativo, come ha detto un mio amico, ex collega, è il più bel mestiere del mondo, è vero? È vero, perché uno fa le cose per la propria città e le vede concretizzate, magari in tempi più lunghi che magari pensavo di fare prima, però è impegnativo. Non so se sono l'eroe, mi piace il mondo, quello che faccio, è un'esperienza incredibile per quanto riguarda personalmente, mai avrei pensato al mondo di fare sia il sindaco che il presidente della provincia, però devo dire che è bello perché impari un sacco di cose e cerchi di fare il massimo di quello che riesci a fare e quando riesci a concretizzare qualcosa è bello perché vedi... Perché ne beneficia poi la città? Io abito a Padova, vivo a Padova e di conseguenza a me piace molto quello che faccio, sono molto soddisfatto. Senta Sindaco, questa prima parte di trasmissione la volevo dedicare al trasporto pubblico. Ovviamente voi siete molto impegnati sul fronte del trasporto pubblico, ci sarà una grande rivoluzione che conosciamo tutti in futuro che è quella del tram, però volevo concentrarmi anche un po' diciamo sul presente, perché voi siete sempre molto attenti per quanto riguarda le vicende di Bus Italia, la vostra azienda partecipata del trasporto pubblico, insomma perché stiamo parlando di un servizio importante per la città, per i cittadini e anche per i turisti. Andiamo a vedere un servizio su una tematica un po' particolare, poi ne parliamo insieme perché è un problema che riguarda un po' tutte le città e quindi riguarda anche Padova, quello dei portoghesi, insomma delle persone che purtroppo usufruiscono del servizio pubblico senza pagare il biglietto e questo è un problema un po' per tutta la collettività. Andiamo a vedere il servizio. Più controlli sui bus e sul tram di Padova. Bus Italia Veneto ha promosso un potenziamento delle squadre di controllo sui mezzi del trasporto pubblico locale nella città del Santo. Finora le squadre erano costituite da controllori di Bus Italia e da vigilanti non armati di aziende esterne. D'ora in avanti si aggiungerà una nuova figura, ossia un autista che svolgerà controlli ai biglietti e agli abbonamenti come lavoro straordinario. In totale si potrà quindi contare su 3 figure di verifica. I sindacati di categoria hanno accolto positivamente il nuovo sistema, evidenziando l'importanza di un controllo maggiore per biglietti e abbonamenti sui servizi urbani, al fine di contrastare l'evasione nel trasporto pubblico. Pagare i biglietti non è infatti un'abitudine davvero consolidata. Come sottolinea Fabio Bigon, segretario dell'UGL Trasporti Padova, la linea di tram tra la stazione dei treni e il capolinea di Ponte Vigo d'Arzere è il tratto con maggiore evasione. Insomma, Sindaco, in molti non pagano il biglietto, questo vale per Padova, vale un po' per tutte le città. Noi nei giorni scorsi abbiamo fatto questo focus anche su altri capoluoghi del Veneto, però insomma le persone non pagano il biglietto. No? Allora, cerchiamo di fare un po' di chiarezza. Prima abbiamo lavorato tanto con Bus Italia come ente di governo. Ente di governo vuol dire comune e provincia. Avendo tutti e due i ruoli, sia il sindaco che il presidente della provincia, siamo riusciti con Bus Italia, tramite proprio i funzionari sia nostri comune che della provincia, di risolvere il problema. A un rischio che Bus Italia fallisse. Poi con gli aiuti del governo, gli aiuti della regione, gli aiuti del comune, gli aiuti della provincia siamo riusciti in qualche maniera a sfangarla. Per cui abbiamo un servizio pubblico. Se avere un servizio pubblico del trasporto è obbligatorio, sia per gli studenti, i lavoratori, per tutti. Poi è impossibile pensare di non averlo. Durante il Covid è stato un massacro, nel senso non veniva utilizzato, ha ripreso ultimamente quasi le cifre prima del Covid, però questo ha comportato che molti non pagavano. Adesso fanno pagare, sono in controllo, ma c'è un'altra cosa che ho chiesto a Bus Italia, all'amministratore, di fare. Quando uno ha l'abbonamento, sale e basta. E invece bisogna, proprio per dare un discorso diverso di immagine, deve anche appoggiarlo e fare il suono, perché altrimenti penso che tutti non pagano, o molti non pagano. Per tutti gli abbonati, quando salgono, non fa niente. Invece se devono appoggiare, far sentire
come sia a Londra, sia tutti i posti, sentirti dà un significato diverso. Che sia il biglietto, che sia l'abbonamento. Oggi non c'è. Lo faranno entro febbraio-marzo, mi ha promesso. Per questo è una immagine diversa, perché è brutto pensare tanti non pagano. Non paga più o meno il 10%, no quello che pensa la gente 30-40%. Ma 10% non è poco, vuol dire che ogni 10 uno non paga. Attualmente, mediamente nelle tutte le regioni italiane, più o meno il 10%. Però la gente pensa di più, 30-40%, perché manca questo avviso, ho pagato praticamente, pagato perché sento il suono, e più un controllo, controlli tutto quello che serve. Per cui stanno rimettendo in ordine Bus Italia, è stato un periodo difficilissimo in Covid. Gino Colella, che il nome è stato legato, ci sta mettendo del suo. Le ferrovie stanno dando una mano, come stanno dando una mano la vicepresidente Alberti, come stanno dando una mano il comune, ente governo e provincia. Sai, un sforzo totale per fare sì che funzioni meglio, perché il trasporto è centrale, deve funzionare. Non può essere che il ragazzo parte da Teolo piuttosto da qualsiasi altra parte, non arriva a scuola perché manca l'auto. È un problema. Mancano gli autisti, è vero, loro stanno facendo l'Academy. Ne assumerete qualcuno in più? Ne assumeranno qualcuno in più, Certo. Cioè, ne assumeranno parecchi in più. Hanno fatto 6 anche richiedenti asilo, perché ci sono pochi autisti, poco disponibili. È un lavoro che purtroppo, lo dico, non è pagato molto, e di conseguenza qualcuno che ha patente proprio per fare queste cose sceglie qualche altro lavoro, magari più sacrificio, fanno i turni. Per cui una parte ha ragione l'azienda, una parte ha ragione i lavoratori, serve il ragionare a trovare la sistemazione giusta come sempre, però il trasporto rimane centrale. Arriveranno anche nuovi autobus a Padova, Sindaco? Certamente arrivano ancora 102, 103 autobus elettrici, assolutamente, stanno arrivando. Loro con Ferrovia hanno già un contratto, Busetta ha già un contratto aperto, per cui man mano che vengono prodotti, fate conto che dopo il Covid, il grosso inquinamento, tutti chiedono bus elettrici, di conseguenza il mercato non riesce a soddisfare. Però Ferrovia, Bus Italia aveva un contratto aperto a livello nazionale, per cui ne sta approfittando in termini positivi per far arrivare in continuazione bus elettrici. Poi però c'è anche un po' il tema della sicurezza nel mezzo pubblico, perché spesso gli autisti, anche i nostri microfoni, denunciano magari aggressioni, passeggeri non proprio rispettosi delle regole, insomma non si sentono neanche così sicuri alla fine gli autisti, Sindaco. Capita purtroppo anche questo, però adesso tutti i bus hanno telecamera, sono tutti monitorati, per cui chi compie azioni non corrette viene identificato in maniera velocissima, intervengono le forze dell'ordine, però è vero, purtroppo l'educazione ogni tanto lascia il tempo che trova, però sono monitorati le telecamere, per cui vengono individuati immediatamente. Rimanendo in tema di trasporto pubblico, proseguono, ovviamente sarà così, ci dovremo abituare da qui fino al 2026, i lavori per la realizzazione del tram. Adesso insomma, si stanno concentrando soprattutto quelli per la seconda linea, il cosiddetto SIR 3, in zone anche un po' delicate della città, Sindaco. Sì, stanno facendo ponti, stanno facendo lavori importanti. Quello che impegna molto sono i socioservizi, più che altro, che vanno fatti, perché sennò altrimenti tra 2 anni, 3 anni, la conduttura del gas piuttosto che l'acqua o fornitura devono essere messe in mano. È una cosa importante, vengono sistemati anche tutti i socioservizi vecchi. Corso Milano a conduttura dell'acqua che salgono non so quanti anni, per cui è facile che si rompano, per cui c'è un doppio lavoro, sistemare, collaborando con tutte le varie aziende, ma sono tantissime le aziende, chi c'è la fibra, chi c'è la telefonia, chi l'acqua, il gas, le fognature, sono tante aziende. Adesso noi abbiamo fatto una cosa molto importante, l'ha fatto il direttore generale Lorenzo Minganti, ha fatto un responsabile di coordinamento di tutti i servizi, perché coordinare tutti i lavori, capita il classico, no? Fatto i lavori, si asfalta e il giorno dopo si rovina. Per cui questo si è visto, lo si vede spesso, cittadini, Sindaco, succede questo effettivamente. Parlo poco, io parlo questo una volta sola, mi arrabbio molto quando spero di buttare via soldi, però c'è un ingegnere, una signora molto brava, che sta coordinando i lavori, per cui questo è molto importante, coordinando i lavori tra PS, tra tutti, nessuno deve sopravvalicare l'altro, perché bisogna raggiungere i tempi ma senza far confusione, è un lavoro difficile. Io penso che alla fine saremmo additati come un comune che ha risolto un problema così grosso
ad esempio da tanti altri. Noi stiamo lavorando bene. Speriamo sia così, Sindaco. Tra l'altro una riflessione che mi viene da fare, anche quando il privato cittadino insomma, ha a che fare con queste aziende, perché magari ha problemi alla luce piuttosto che alla fibra, alla telefonia, insomma è tutto tranne che semplice o quantomeno è tutto tranne che immediato risolvere questi problemi. Credo che siano un po' le problematiche che hanno anche i comuni. Certamente, ognuno pensa di avere il diritto di fare i lavori subito. Non c'è nessuno che ha detto, il comune stabilisce le varie priorità. Insomma, quindi ovviamente noi continueremo sempre a monitorare perché creerà dei disagi anche un po' in città, sta creando un po' di disagi. Enel, Team, Acqua, sono tutte aziende importanti, ma insomma noi abbiamo fatto riunioni tutti assieme, tutti sono d'accordo, lavoriamo assieme. Non c'è nessuno che vuole sopraffare l'altro, assolutamente. Stiamo lavorando bene, sono contento. Loro stessi dicono, cerchiamo di coordinare tutto, in modo tale che non facciamo errori. Con il cronoprogramma siete giusti? Perfetti, non siamo perfetti, vuol dire perfetti, anzi abbiamo qualche giorno di anticipo, 15 giorni di anticipo. È meglio tenerseli che non si sa mai. Ricordiamo la scadenza è quella del 30 di giugno del 2026 per quanto riguarda il tram. Fine giugno, più o meno 26, i primi 4-5 mesi del 2027 bisogna collaudare, però deve funzionare, deve essere terminato i lavori. Certo. Non si scherza, però non dipende dal governo, dipende dall'Europa, per cui tutti dicono, tanto ora no, però... Vagli a spiegare poi che non siete riusciti a stare nei tempi. Tanto noi finiamo i lavori. L'impresa che ha vinto, anche se sono due imprese importanti, venete, ma non perché Veneta sia meglio di qualche altro, sono due aziende importanti in cui c'è piena collaborazione. Abbiamo il RUP che segue molto bene, in generale sta seguendo molto bene, come PS, come Farina. Io sono molto tranquillo perché la stanno lavorando molto bene. Non li vedo agitati, ma attenti. È perché manca tempo forse. Poi forse quando saremo a ridosso si agiteranno un po'. C'è ancora un programma che ce l'ho e che è giusto perché stanno lavorando. Io non faccio niente, controllo solo. Assolutamente. Ci prendiamo una breve pausa, torniamo tra poco. Visto che parlavamo di cantieri, parlavamo di lavori, ci concentreremo su quelli che riguardano i ponti di Padova, perché state intervenendo anche lì. Rimanete con noi, una brevissima pausa, torniamo tra pochissimo.